Negli ultimi anni abbiamo sempre di più affinato quello che è il senso dell'ospitalità, cioè dare a questi ragazzi strumenti affinché possano essere cittadini del mondo ma anche in Italia. Per cui con l'attività attraverso questo evento che stiamo insieme portando avanti, quello della fotografia, quello della cucina, ha permesso a questi ragazzi di dare maggiori strumenti affinché loro possano andarsene avendo un bagaglio di esperienza. Una bella cosa per noi immigrati che siamo arrivati in Italia, abbiamo imparato tante cose, perciò dico ai italiani grazie. Tutti i ragazzi sono contenti, io sono troppo contento. Questa sera abbiamo pensato di coinvolgere la città, la cittadinanza in un processo importante che è quello dell'integrazione che vede protagonisti non solo i ragazzi ospiti dello SPRAR ma la cittadinanza tutta. Abbiamo scelto come momento di incontro il cibo, la tavola, perché è un elemento antropologico e in quanto tale appartiene all'umanità tutta. Anche in SPRAR dentro arrivo assai progetto, noi imparato con macchina fotografica, dobbiamo fare foto, cucinare, questa cosa ho imparato bene. Mi piace la cucina italiana, è una cucina bellissima perché è una cultura diversa con la nostra, perché ognuno deve imparare un'altra cultura in questo mondo e mi sono contento perché ho imparato tante cose. Mi piace cucinare la pasta perché è un cibo che mi piace moltissimo da mangiare. I ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Sciacca stasera sono stati ben lieti di presenziare a questo evento mostra perché oltretutto hanno partecipato attivamente, dato che tra i nostri obiettivi prioritari c'è quello di sviluppare la cultura dell'inclusione e dell'integrazione e quindi abbiamo sposato subito l'idea che ci è stata proposta dalla Working di collaborare con lo SPRAR e quindi i ragazzi della cooperativa Arcobaleno che sono venuti nei nostri laboratori e attivamente hanno partecipato con i nostri ragazzi a tutte le attività che sono state proposte.